de carrozze prima, e carrozze che se partì da Venezia e se ne fatto a Riviera, Mira, e se arrivai a Milano e dopo qua a Santa Maria del Saia. A degna conclusione delle feste carnevalesche, la Villa Farsetti a Santa Maria di Sala si è fatta scenario per i magici artifizi delle macchine da fuoco, che come ogni anno illuminano la serata dedicata ai fuochi barocchi. Intanto grazie della magnifica serata che la Proloco di Santa Maria di Sala ha organizzato in questo magnifico scenario che è la Villa Farsetti, con il giardino rinato da un progetto originale dell'abate Farsetti, e a nome dell'amministrazione comunale io ringrazio di questo magnifico evento organizzato in simbiosi con la Proloco e la provincia di Venezia, settore spettacolo. Al termine dello spettacolo pirotecnico, gli ospiti accorsi alla villa hanno potuto assistere al Gran Ballo in Maschera, occasione per rivivere uno dei momenti più caratteristici del carnevale veneziano, con tanto di sfarzosi costumi dell'epoca e degustazione di dolci tipici del carnevale.